13ª edizione della Buri Bike, oggi sul percorso collinare tra i vigneti di Butrio. Quest'anno siamo riusciti a fare qualche modifica che ha portato dei notevoli miglioramenti al percorso rispetto allo scorso anno. Abbiamo visto adesso i ciclisti che stanno provando il percorso, in questi giorni ne abbiamo visti molti a provare, abbiamo già avuto dei riscontri favorevoli, quindi la giornata oggi è bellissima, sole, la temperatura è giusta, si partirà qui dalla Palafeste di Butrio, 1 chilometro di lancio per arrivare alla sommità della collina alle spalle di Butrio, quindi ci si butterà in discesa nei vigneti per affrontare poi quella salita che tutti conoscono come la salita del Manià. Alcuni single track poi per ritornare verso la zona dei vigneti, quindi nuova discesa tra i vigneti e risalita che probabilmente poi alla fine qualcuno dirà che è più dura di quella del Manià, quindi poi ci sarà 3 chilometri dove i ciclisti si potranno, fra virgolette, riposare prima di riniziare a risalire verso la zona del castello di Butrio, dove finalmente dopo 8 chilometri di giro ci sarà la zona dell'arrivo. In tutto 3 giri del percorso per un totale di 24-25 chilometri. Ruby's got a brother, her brother's got a lover, his lover's got another on the side. Ain't nobody's business, we all need forgiveness, it's been laying heavy on my mind. If you got a secret, baby, I can keep it, lock it up and swallow the key, 'cause everybody's got a little something to hide, you can lay it all on me. Her mama used the Bible, her daddy. Ecco, siamo in un punto del percorso tra i più impegnativi, infatti solo quelli più scaltri e allenati arrivano a farla tutta in bici, è comunque molto 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 divertente. Use a bottle, revival and survival made her run. She's using just a little of both here in the middle. I know exactly where she's coming from. If you got a secret, baby, I can keep it. Lock it up and swallow the key. 'Cause everybody's got a little something to hide. You can lay it all on me. Covering my tracks and sneaking on the slide. It's getting hard to look my Ruby in the eye. She caught us shacking up at a dirty motel. Says she gonna send us both straight to hell. It's complicated, ain't it? I wish I could explain it. It wouldn't make no difference if I tried. Now Ruby and her brother say one way or another, I'm running out of places I can hide. If you know a secret, you best know how to keep it. Lock it up and swallow the key. 'Cause everybody's got a little something to hide. You can lay it all on me.
Campagnolo Marcello del Feder Club Trieste, oggi qua a Butrio, gara stupenda. Siamo partiti come sempre, subito forte, dopo un attimo stavo bene, ho lasciato un leggero distacco, piano piano ho guadagnato un pochino fino a concludere. Sono contento perché questa è la mia prima vittoria assoluta. Ringrazio anche il mio compagno di squadra che ha tenuto un attimino il gruppetto dietro di me, sicuramente mi ha aiutato parecchio questo a prendere un pochino di margine. E poi niente, ringrazio che Nicky Terpstra, la vittoria di venerdì, mi ha regalato l'idea per un ottimo sound che me lo sono ricordato in gara e niente, sono contento del buon risultato, alla prossima. Da Preto Giampiero, Feder Club Trieste, oggi bellissima giornata, gran bel percorso come sempre qui a Butrio, giornata ci ha giovato, per fortuna non c'era fango per niente, la gara diciamo è andata subito bene per noi, il mio compagno Marcello Campagnolo ha attaccato subito, è rimasto in testa tutta la gara. Io dietro ho controllato fino a metà corsa e poi stavo bene, ho allungato un po', ho lasciato gli altri miei compagni di gara dietro e sono andato a conquistarmi questo secondo posto. Complimentissimi a Marcello che ha vinto questa gara, è la prima sua vittoria, quindi gran risultato di squadra oggi, siamo contenti, dai, avanti così. Grazie. Ciao a tutti, Antonella e Cristi, forse mi conoscete ormai. Seconda gara, terza, dai, in mountain bike, anche se la mountain bike anche per quest'anno sarà di secondaria importanza, solo divertimento per far gamba, come l'altro anno, per i mondiali strada che ci saranno a fine agosto. Quest'anno mi diletterò nell'ecronometro anche, quindi oggi sono contenta perché gara di casa. Una butriese che vince a Butrio, meglio di così, non pensavo sinceramente di andare bene, perché comunque siamo ancora in preparazione, non dovrei neanche far gare in questo periodo, per cui va bene così, percorso bello, quest'anno devo dire divertente, anche se lo conosco, abitando qua, sono i miei sentieri di allenamento. Comunque bello, complimenti all'organizzazione e cosa dire, complimenti a tutto, bello. Come ribadisco, divertente, veloce, tecnico quel che basta, per tutti, perché alla fine, insomma, se hai vai, se non arrivi vai a piedi, discese fattibili per tutti quanti, niente di trascendentale. Bello, complimenti a tutti e grazie a tutti, insomma. Emanuele Folledore, Chicosis. Oggi è stata davvero dura, un po' il cambio dell'ora, un po' dormire poco, si sono sentiti sulle gambe oggi. Domenica scorsa ho fatto una bella gara a Cordenons, ho fatto secondo, oggi ripetersi era molto difficile, il livello era davvero alto e la gara davvero dura. Non penso di essere arrivato a podio, ma vabbè, mi sono comunque divertito. Bellissima gara, era la prima volta che la facevo. E devo dire complimenti, tornerò sicuramente il prossimo anno. Tiziano Seleghin del Chicosis, è partito molto bene, purtroppo però primo giro sono scivolato e ho perso molte posizioni. Secondo giro ho cominciato a risentire la gamba, al terzo giro ho ripreso alcune persone della mia categoria. Percorso molto bello, prossimo anno sicuramente torniamo. Fail. Ciao. Ciao. Proseguiamo con la presentazione delle tappe del trofeo Q6 Bike Marathon su MTV, parlando della gara del 25 aprile Collio Bike Team che organizza la Marathon Bike a Colmos. Con il presidente del Collio Bike Team, allora,
3 cose: un circuito su un percorso meraviglioso. Il 25 aprile è una data in cui solitamente la gente si muove ed è transfrontaliero, quindi anche questo è un elemento interessante per dare lustro a questa manifestazione. Esatto, Titu. Infatti diciamo la Marathon è la nostra gara di punta del nostro trofeo, che si chiama primo trofeo transfrontaliero MTB Cup. Quindi transfrontaliero appunto su un percorso di 40 km con 1000 metri di dislivello che andrà fino in Slovenia, diciamo la punta massima sarà sopra Venkov. Passa ovviamente il nostro territorio, quindi il Coglio nostro, e il Brda che è il Coglio sloveno. Diciamo siamo dentro nel contesto anche dell'Eco Maratona del Coglio, quindi un trail che si farà a piedi la domenica prima. Infatti correremo diciamo per maggior parte sullo stesso percorso degli atleti dei corridori a piedi. Abbiamo tolto ovviamente alcuni pezzi dove non sono ciclabili, togliendo appunto un bel po' di dislivello, perché la gara iniziale doveva essere di 1400 metri, l'abbiamo alleggerita un po' a 1000 metri. La distanza comunque si mantiene sui 40 km, quindi è importante. Sì, sono 40 km con 1050 metri giusti di dislivello. Transfrontaliero è una caratteristica del vostro territorio, ma la Slovenia poi anche come risponde? Che feedback avete? Ma noi diciamo con il Brda, con l'amministrazione comunale Dobros abbiamo un ottimo rapporto e infatti pensiamo di portare avanti questa collaborazione per creare un qualcosa di più oltre a questo. Qui siamo solo agli inizi, infatti il primo anno ci siamo fermati qua. Poi ovviamente c'è anche tutto il progetto del Coglio, del patrimonio dell'UNESCO, quindi 5 comuni che fanno parte di questo progetto. Quindi ci sarà ancora parecchia strada. Ha detto patrimonio UNESCO, basta questo per capire quanto meraviglioso sia il territorio su cui voi vivete e proponete questa corsa. Infatti vogliamo far capire che anche attraverso lo sport si uniscono due stati, ma diciamo che appunto il Coglio e il Brda sono praticamente identici, quindi anche attraverso lo sport comunque si può generare un'unità di paesi. 25 aprile. 25 aprile a Cormons, partenza ore 10. Grazie. Buongiorno a tutti. Vedo che oggi in questa competizione bellissima vedo numerosi e molti partecipanti e questo ci rende molto soddisfatti. Il tempo con noi oggi è stato clemente, abbiamo parlato con diversi ciclisti che sono rimasti tutti soddisfatti del percorso e questo ci rende ancora più felici. Vorrei ripetere a tutti che ricorre il 40° anniversario del nostro gruppo ciclistico Butrio e vorrei ringraziare tutti i nostri soci, collaboratori e mi auguro che questo continui con l'avvenire per il futuro di noi. Ringrazio ancora tutti e arrivederci alla prossima. Siamo qui presso lo Spazio Cospora di Fontanabona con l'obiettivo di andare a presentare quello che è il 4° trofeo Cospalat di mountain bike nell'ambito AXI. Siamo a casa della Cospalat e quindi ospiti del signor Zampa, che ringraziamo chiaramente per l'ospitalità e soprattutto per l'appoggio che per l'ennesima volta ha dato al nostro ente. Lascio chiaramente la parola al padrone di casa, ringraziandolo ovviamente per l'ospitalità e per tutto quello che finora ha dato e che spero continui a dare al nostro ente. Ringrazio l'Axi per averci chiesto questa collaborazione. È il 4° anno
di anno in anno siamo andati in un crescendo con un successo senza dubbio oltre le aspettative. C'è da dire che c'è un impegno veramente straordinario da parte di tutti, dell'Axi e anche della Cospalat, a sostenere questa iniziativa. Vorremmo che anche le istituzioni supportassero questo genere di iniziative, perché parliamo di sport, parliamo di territorio, parliamo di economia, perciò tutti i fattori che necessari a poter far sì che la società ne usufruisca in tutti i sensi, no? E ne traga beneficio. Spesso, purtroppo, sino ad oggi, le istituzioni sono latitanti. Ormai stiamo andando su due strade che vanno agli opposti tra chi si impegna, chi ha iniziativa, chi lavora, chi si sacrifica e chi invece fa delle regole ben distanti dalla realtà, chi applica delle regole e interpreta delle regole che niente hanno a che vedere con la sostanza e il buonsenso. Spero che anche quest'anno si ripeta il successo dei precedenti anni, vista la grande partecipazione, perciò siamo qui a dare tutto il supporto e a ringraziare di nuovo l'Axi per questa collaborazione. Cospalat si trova a far fronte a una grandissima concorrenza, soprattutto di multinazionali estere che fanno dumping sul territorio, mettendo certamente mettendo a dura prova le attività territoriali e locali. Quest'anno faremo nuove iniziative, già da primavera partiremo con dei prodotti nuovi tipo il latte biologico, il latte a più giorni, perciò con anche dei prodotti nuovi con un formaggio light, un formaggio magro, possiamo dire, perché anche qui la normativa è talmente articolata che bisogna fare attenzione a come esprimersi, però questo è esatto, questo dopo diverse consulenze, questa attività siamo riusciti a poter apporre questo marchio su un prodotto che nei prossimi giorni troverete sui nostri scaffali. Quarto trofeo Cospalat, un circuito a cui teniamo molto, e i successi dello scorso anno in termini di presenze e tutto quanto ci fa credere molto in questo trofeo. Quest'anno l'abbiamo allungato, siamo partiti un po' prima e finiamo dopo. Partiamo dall'inverno e arriviamo fino all'inizio dell'estate. Ben 14 gare che vanno veramente a coprire tutta la zona del Friuli, dalla Carnia alle Grave, alla zona vicino del Carso, veramente tutta la zona, passando dai vigneti e dal bellissimo territorio qui del Cospalat. Tantissime gare, diverse anche tra loro, alcune su giro unico, altre su un più classico circuito ad anello. Dovrebbe accontentare tutti gli atleti, perché veramente si spazia in tantissimi generi, dalla gara più dura in salita, la gara più in pianura, la gara più tecnica, sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza degli atleti, perché è importantissimo quello. Niente, siamo partiti 2 settimane fa da Capriva, in provincia di Gorizia, in una giornata veramente fredda, ma abbiamo veramente ottenuto un buon successo di numero di iscritti già come prima gara, per cui non si può che pensare che vada ancora meglio nelle prossime gare. Ci aspettiamo veramente numeri importanti quest'anno. Purtroppo abbiamo dovuto rinviare la seconda gara perché il maltempo veramente in questo inizio anno è veramente pessimo. Verrà comunque recuperata. Si tratta della gara qui di casa della Cospalat, che da questo weekend si sposterà al 10 giugno. Sicuramente una giornata più calda, più estiva, e sicuramente speriamo con un clima migliore. Niente, prossima gara saremo fuori provincia, perché il trofeo Cospalat non è solo il comitato di Udine ma è anche il comitato di Pordenone, oltre alle società di Gorizia. Quindi prossima gara ci vedremo a Cordenons e poi ritorneremo in provincia da noi, insomma, con Butrio. Questo è tutto.
ci vediamo sui campi di gara. Non è facile di questi tempi trovare società ed aziende che supportano un mondo amatoriale che vive di sostegno, vive di volontariato e quindi necessita assolutamente di aziende come quella come la Cospalat che ci possono sostenere in questa attività. Sottolineo, come aveva accennato Renato, che la nostra attività come Axi Ciclismo, sia per la strada che per la mountain bike, va a coprire tutto un territorio regionale. Partiamo da Resia per andare a Rigolato, per scendere a Gonars, quindi è tutta la provincia, senza contare poi anche per quanto riguarda la zona di Gorizia, che da quest'anno tra l'altro ha aperto il calendario Axi 2018. Quindi la nostra è un'attività che va a coprire tutto il territorio regionale, andando a promuovere le località regionali e quindi confidiamo che, come diceva Renato, ci sia anche un po' di attenzione da parte delle autorità regionali nei nostri confronti. Sottolineo una cosa prima di passare la parola a Christopher per la presentazione del circuito, che quest'anno abbiamo fatto un accordo con l'Associazione Friulana Donatori di Sangue, che abbiamo abbinato la nostra attività a un'attività promozionale benefica che riteniamo sia corretto fare come ente e come attività amatoriale, andando anche a promuovere questo che secondo noi è un'attività, il dono è qualcosa di particolare, il dono del sangue ritengo sia veramente importante per il futuro.